Resta doverosamente alta l'attenzione sugli interventi che possono essere di aiuto alle imprese alluvionate. Mentre l'ordinanza sui 300 milioni di euro stanziati dal governo con relativa regolamentazione per il riconoscimento dei contributi ai danneggiati è stata firmata dal Presidente del Consiglio, il sistema Confartigianato prosegue le sue azioni volte sempre a supportare gli imprenditori colpiti dalla calamità. È il caso della Federazione regionale, che ha incontrato i responsabili dell'Agenzia delle Entrate. Sono state indicate due necessità legate all'emergenza alluvione: la proroga di quelle scadenze che impegnerebbero economicamente le imprese nel momento in cui la priorità è invece il ripristino delle condizioni per ripartire con l'attività, e la convocazione straordinaria già ottenuta dell'Osservatorio sugli studi di settore, la cui applicazione nei confronti delle ditte coinvolte dall'alluvione sarebbe una beffa. La mancata proroga della scadenza IVA del 16 novembre scorso ha ovviamente già suscitato accese proteste. Confidiamo che si voglia evitare alle aziende alluvionate di sentirsi una seconda volta abbandonate, dovendo rispettare scadenze fiscali assurde nelle loro condizioni, ha dichiarato Claudio Miotto, presidente della Confartigianato del Veneto, chiedendo nuovamente il loro slittamento. In vista ci sono quelle del 30 novembre e di dicembre. Ricordiamo che gli sportelli Punto Impresa di Confartigianato sono a disposizione per supportare gli interessati nella predisposizione delle domande di risarcimento e che sul sito internet di Confartigianato Vicenza è presente un'apposita area dove sono in continuo aggiornamento informazioni utili.